La Corte d'Appello di Palermo ha respinto la richiesta d'arresto avanzata ieri dalla Procura Generale per l'ex senatore del PDL Marcello Dell'Utri, condannato a 7 anni di reclusione per concorso esterno in associazione mafiosa. Nel provvedimento di rigetto dell'istanza la Corte, presieduta da Raimondo Loforti, scrive: si esclude il pericolo di fuga in ragione del comportamento dell'imputato che ha partecipato alle udienze dibattimentali e non ha mai voluto sottrarsi all'esecuzione della pena. Dal canto suo Dell'Utri si dice deluso: certo non posso essere contento. Non è successo niente, cioè è successo tutto ma non è successo niente, nel senso che era una cosa anche che ci stava, come ci stava la soluzione, ci stava anche la condanna. Ma lei Cosa sperava? aspettava? Ma che domande sono? Speravo, certo che ci speravo, tutti ci sperano, no? In una soluzione positiva, però sapevo anche che potevano essere e siccome non è, ne prendiamo atto. È chiaro, prosegue Dell'Utri, che questo romanzo criminale doveva continuare. Il romanzo criminale prosegue, non poteva finire questa puntata, invece visto che ha molta audience, come vedo, continua, faranno un altro supplemento delle puntate del romanzo criminale, quindi ci vedremo. Poi comincia la trattativa, poi ci sarà un'altra cosa. La formula usata nel verdetto per un attimo l'aveva illuso, una speranza breve, quella del senatore, alimentata da quell'imparziale riforma letto dal presidente della Corte d'Appello che gli ha fatto credere a un ribaltamento della sentenza di condanna. Ma l'ottimismo dell'ex senatore è durato poco più di un istante, bruscamente interrotto dal ridetermina la pena in 7 anni di reclusione che non gli ha più lasciato scampo. Dopo 19 anni di alterne vicende giudiziarie e 3 sentenze, 2 di condanna rispettivamente a 9 e 7 anni, ecco il quarto verdetto. L'ex manager di Publitalia è colpevole di concorso in associazione mafiosa, nessuna assoluzione, nessuna dichiarazione di prescrizione. Dunque Dell'Utri per oltre 30 anni ha avuto rapporti con boss di prim'ordine come Stefano Bontade, Mimmo Teresi e Ignazio Giovan Battista Pullarà e ha garantito a Berlusconi, che in cambio avrebbe pagato fior di milioni, la protezione delle cosche. Per la Cassazione, che aveva segnato il cammino entro il quale il nuovo collegio si sarebbe dovuto muovere, andavano riesaminate le accuse contestate a Dell'Utri per i periodi compresi tra il 77 e il 92. I giudici romani in sostanza avevano ritenuto provate le collusioni mafiose dell'ex senatore fino al 77 e avevano confermato la soluzione, a questo punto definitiva, dalle accuse contestate all'imputato per i fatti successivi al 92. Soddisfatto naturalmente il PG Luigi Patronaggio.